Buongiorno e benvenuti con la prima edizione dei nostri notiziari che apriamo con il collegamento con il Tomadini di Udine, dove si è appena conclusa la cerimonia per la posa delle 9 pietre d'inciampo in memoria dei poliziotti in servizio alla questura friulana che persero la vita nei campi di concentramento nazisti. La cerimonia si è svolta alla presenza del capo della polizia, il prefetto Lamberto Giannini, e dovremo avere in collegamento con noi la nostra Alessandra Salvatori. A te Alessandra. Buongiorno Davide, buongiorno ai telespettatori. Ecco, le vedete qui le 9 pietre di inciampo che sono state posizionate nel corso della cerimonia di questa mattina, la presenza del capo della polizia, il prefetto Lamberto Giannini. 9 pietre di inciampo e accanto ad esse 9 rose rosse. Proprio pochi minuti fa i tecnici del comune hanno finito di sistemarle al termine di questa cerimonia. Una cerimonia toccante, una cerimonia importante in occasione della quale è stato ricordato il sacrificio di questi 9 poliziotti. Siamo al Civico 4 di via Treppo a Udine, oggi sede del Conservatorio Statale di Musica Jacopo Tomadini, che un tempo era sede della Questura di Udine. Proprio qui nell'estate del 44 questi 9 poliziotti assieme ad altri colleghi furono arrestati dalle SS nel corso di un rastrellamento. Molti finirono in carcere, 10 furono caricati su carri bestiame per finire nei campi di concentramento. Solo uno riuscì a tornare in patria, gli altri 9, gli agenti che appunto oggi sono stati ricordati, morirono invece nei campi di concentramento. Molto toccante la testimonianza di alcuni dei familiari di questi agenti che hanno ricordato il loro impegno per mantenere viva la memoria di quel sacrificio, una memoria che non può essere solamente familiare ma deve essere condivisa. Queste pietre d'inciampo sono appunto un inciampo della memoria. Chi camminerà qui si interrogerà sul perché di queste pietre, così sarà mantenuto vivo il ricordo di queste persone come delle tante altre che morirono nei campi di concentramento nazisti. Tra i vari interventi appunto anche quello del capo della polizia Giannini, anche lui ha sottolineato quello che sta succedendo da oltre 50 giorni nel cuore di questa Europa, una guerra, quindi è stato proprio fatto un parallelo tra quanto accaduto in passato e quanto accaduto oggi. Evidentemente quello che pensavamo essere superato per sempre, superato non è affatto. Da qui appunto l'importanza ancora una volta di ricordare quanto accaduto, perché sia da monito per tutti. Grazie, è tutto da Udine. Sandra Salvatori, ci trasferiamo adesso a Trieste, importante appuntamento per l'analisi dei fondi del PNRR destinati al Friuli Venezia Giulia. Ci sono anche i ministri Stefano Patuanelli e Maria Stella Gelmini e il presidente della regione Massimiliano Fedriga. Ci colleghiamo con il nostro Andrea Pierini. A te Andrea. Buongiorno da Trieste in questa giornata piovosa, siamo davanti al Trieste Convention Center dove inizierà questo appuntamento dedicato al PNRR, ovvero il Fondo di Resistenza e Resilienza, quindi un'importante iniezione di fondi da parte dell'Unione Europea che consentirà all'Italia di effettuare molti investimenti. Oggi in questa sede si parlerà con il ministro Stefano Patuanelli, ministro dell'Agricoltura, e la ministra ai rapporti tra regioni e governo Maria Stella Gelmini di come verranno utilizzati in regione e sul territorio queste ingenti risorse che andranno ad esempio a incentivare l'attività del porto di Trieste e soprattutto di tutto il retroporto, quindi di tutto il Friuli. Come detto, inizierà alle 12 l'incontro, è possibile seguirlo sullo streaming al sito del TCC, Trieste Convention Center. Noi ci aggiorniamo nel corso della giornata. Grazie ad Andrea Pierini. Nel frattempo Confindustria chiede al governo di rivedere le priorità del PNRR alla luce del conflitto russo-ucraino per non vanificare la ripresa. In particolare l'industria regionale viaggia più forte rispetto al resto d'Italia, ma anche a Germania e Francia. I dati sono di Confindustria Udine, sentiamoli. L'industria del Friuli Venezia Giulia viaggia più velocemente rispetto al resto del paese e a sorpresa anche dei competitors tedeschi e francesi, un significativo cambio di passo rispetto al periodo 2001-2014 come emerge da un'analisi dell'ufficio studi di Confindustria Udine. Tra il 2015 e il 2019 la crescita media annua è stata del 3,3% rispetto all'1,9% dell'industria italiana e tedesca e all'1,5% di quella francese. A sorprendere ancora di più la performance nel periodo pandemico. L'industria regionale ha fatto segnare
registrare una variazione positiva dello 0,7%, mentre quella italiana è rimasta leggermente al di sotto dei livelli pre-crisi, meno 0,6%. Distanti l'industria tedesca, meno 5,6% e francese, meno 3,1%. Il risultato, secondo Confindustria, premia le riforme attuate nel paese tra il 2015 e il 2017, in primis Industria 4.0. Il 2022 resta invece un enigma a causa delle forti tensioni internazionali. La stima di crescita ipotizzata a inizio di poco inferiore al 4% è già limata di uno 0,7% a causa dell'inflazione, verrà ulteriormente rivista al ribasso a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Tra gli effetti più evidenti del conflitto l'impennata dei prezzi del gas, petrolio e soprattutto le difficoltà di reperimento delle materie prime. Da qui l'appello di Confindustria Udine a rivedere il PNRR, cambiandone le priorità. Già ora alcuni investimenti potrebbero essere di difficile realizzazione ai prezzi attuali. Dalla relazione della Commissione Antimafia del Consiglio regionale arriva un allarme preciso: quasi 3.000 aziende sono a rischio usura. Scarsa liquidità, congiuntura economica sfavorevole, prima a causa del Covid e poi della guerra, e la facilità di infiltrazioni per la presenza sul territorio. L'Osservatorio regionale antimafia, presieduto dall'ex prefetto Michele Penta, che ha lasciato l'incarico in queste ore per altri impegni istituzionali, lancia un allarme molto forte. Oggi in Friuli Venezia Giulia ci sono quasi 3.000 aziende che sono state segnalate come insolventi dagli intermediari alla centrale rischi della Banca d'Italia. Secondo l'analisi, questa realtà, non potendo accedere al credito ordinario o comunque accedendovi con grandi difficoltà, potrebbe rivolgersi agli usurai, un giro d'affari gestito quasi sempre dalla criminalità organizzata. L'auspicio è quindi che il governo, attraverso il Fondo di prevenzione dell'usura, aiuti le banche a sostenere le aziende in difficoltà, in particolare quelle di piccole dimensioni. A livello di settori, il riflettore è acceso in particolare sui prodotti petroliferi in arrivo da Croazia e Slovenia, e poi il contrabbando di tabacco. Il Presidente del Consiglio, Piero Mauro Zanin, ha voluto ringraziare Penta per il grande lavoro svolto in questi anni. Il vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi sul tema delle mascherine rimanda la decisione al mondo scientifico e sulle quarte dosi per i soggetti fragili lancia un appello. Oggi ci sarà il ministro Gelmini a Trieste, la incontrerà, avrete modo anche di parlare delle mascherine, visto che oggi gli esperti dicono calma un attimo perché i dati dei contagi sono ancora alti. Noi siamo rigorosi su quelle che sono le indicazioni che la scienza ci dà, non è che ci mettiamo a fare delle discussioni di tipo politico attorno a questo. Se la scienza consiglia che le mascherine al chiuso è opportuno ancora portarle, noi dobbiamo adeguarci a quello che ci dice la scienza senza fare troppe discussioni. La quarta dose è un altro passaggio importante, è evidente che vediamo questa adesione timida che riguarda tutto il Paese ed è evidente che questa però sarà una partita nella quale noi dobbiamo continuare a lavorare spiegando alle persone, in particolare alle persone che hanno superato una certa età e hanno delle fragilità, è opportuno, come lo facciamo per l'influenza, aderire alla campagna della quarta dose. È un passaggio importante, vediamo come la circolazione del virus è ancora alta, anche se fortunatamente c'è una distanza significativa nella domanda ospedaliera e questo è il frutto della campagna vaccinale. Voltiamo pagina per festeggiare la Giornata Mondiale della Terra che ricorre oggi. 200 bambini della primaria Gabelli di Pordenone hanno piantato un piccolo tiglio nel cortile della scuola. Un gesto che replica un'iniziativa simile di 30 anni fa, quando nello stesso luogo furono piantate 2 querce oggi grandi. Circa 200 bambini della scuola primaria Gabelli di Pordenone hanno festeggiato la 52esima giornata mondiale della terra piantando nel cortile della scuola un tiglio che pian piano vedranno crescere. Un gesto che ha voluto replicare un'identica iniziativa svolta tra il 1991 e il 1992, quando alla Gabelli furono piantate 2 querce oggi grandi. I bimbi hanno cantato e ricordato l'importanza dell'ambiente. Loro sono tanto sensibili al tema dell'ambiente e a scuola si lavora tanto per rendere
questa sensibilità poi in azioni concrete, dalla raccolta differenziata dei rifiuti al rispetto dell'ambiente, per cui oggi ricorre il trentennale di questa bellissima esperienza fatta nel 1992, in cui i bambini di quella volta adesso sono diventati adulti e magari hanno anche figli adesso a scuola, per cui ci sembrava veramente un momento di festa, di condivisione. Un'iniziativa proposta dalla Pro Pordenone in collaborazione con il Corpo regionale della Forestale, l'assessorato all'ambiente del comune, che ha pronte nuove iniziative. La mia idea è di trasformare i cortili scolastici, che troppe volte assomigliano più a delle caserme che a dei veri giardini, in giardino. La buona notizia è che partiamo con le progettazioni e oggi chiederò ai bambini delle Gabelli, poi a quelli di tutte le altre scuole, di disegnare il giardino che vorrebbero, e questo verrà tenuto conto nella progettazione. Ammontano a 185.000 euro i fondi stanziati dal Comune di Udine a favore di associazioni e iniziative culturali del territorio nell'ultima riunione di giunta. Riguardano il Palio Studentesco, il Teatri Stabil Furlan e l'Accademia Nico Pepe. La Giunta Comunale di Udine ha stabilito una serie di finanziamenti destinati alle attività culturali che si svolgono in città. In particolare ha concesso all'Associazione Teatro Club un contributo di 15.000 euro per lo svolgimento del Palio Studentesco. La creazione appunto di Rodolfo Castiglione e Nico Pepe di 51 anni fa. Il Palio, nonostante l'avvicendarsi delle stagioni e le sensibilità dei giovani, rimane un appuntamento fondamentale e seguitissimo, e questa è un'occasione che consente ai giovani di avvicinarsi al teatro. La Giunta ha accolto la richiesta di contributo di 30.000 euro inoltrata all'amministrazione dall'Associazione Teatri Stabil Furlan e ha confermato lo stanziamento di 140.000 euro per il 2022 per l'Accademia Nico Pepe. È una realtà importante che sta crescendo sempre di più nel corso di questi anni, nonostante la pandemia. Ha tessuto tutta una serie di relazioni con prestigiosi istituti di formazione nel settore appunto del teatro, quindi dello spettacolo dal vivo, con mezza Europa. Ha sede qui a Udine, i suoi corsi vengono frequentati da ragazzi provenienti praticamente da tutte le regioni d'Italia, quindi c'è anche un indotto che alimenta questa accademia a vantaggio della città. È lo scrittore irlandese naturalizzato statunitense Colum McCann il vincitore della 18ª edizione del Premio letterario internazionale Tiziano Terzani, riconoscimento istituito dall'Associazione Culturale Vicino Lontano di Udine insieme alla famiglia Terzani. Lo ha annunciato la presidente di giuria Angela Terzani, moglie di Tiziano Terzani. McCann riceverà il premio il 14 maggio al Teatro Nuovo di Udine nella serata evento che rappresenta il momento centrale del Festival Vicino Lontano in programma dall'11 al 15 maggio. E questa era anche l'ultima notizia, vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione e vi auguro intanto buon pranzo a tutti, arrivederci.